Ciao amici di mattoscacco.com. Oggi andiamo ad analizzare una sorpresa in apertura. È stata tratta da questo libro 101 Chess Opening Surprises. E che cosa sono queste sorprese in apertura? Non sono dei gambetti, possono anche esserlo, ma non per forza. E sono quelle mosse che uno non si aspetterebbe mai e hanno lo scopo di, sbilanciare il nostro avversario. Ovviamente queste mosse sono molto forti nelle partite rapide, poiché c'è poco da pensare, e hanno meno forza invece quando si ha davanti un giocatore molto solido o comunque molto tempo a disposizione per poter capire qual è la mossa migliore da utilizzare. Questa tattica che oggi andremo a vedere è stata valutata da una scala da 0 a 5 come una solidità con valore 1, mentre un effetto sorpresa pari a 5. Quindi è molto interessante, la andiamo a vedere. È un tipo di difesa del nero che si utilizza all'interno della partita spagnola, che noi sappiamo bene che nasce con E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5, e a questo punto uno che cosa si può aspettare? Si può aspettare le varie risposte, cavallo F6, A6, ma il bello di questa partita è che c'è un'altra risposta molto molto interessante. Qui sul libro questa risposta, che prende il nome di Bulgarian Defense, A5. Analizziamola un attimino, perché sembra non avere alcuno scopo. In genere si gioca a 6, no? Per cercare di far prendere una decisione al bianco, o scambiare o ritirarsi in vari modi, mentre a 5 sembra non avere alcun tipo di significato. In realtà ha dei bellissimi significati che adesso possiamo vedere. Innanzitutto ha questo bellissimo effetto sorpresa, e poi mette il bianco in una condizione tale da dire: e ora che gioco? Qui ci sono tantissime possibilità per il bianco. Può innanzitutto arroccare, quindi far finta che non è successo niente e arroccare, oppure iniziare a prendere in qualche modo provvedimenti tramite A3, che è una buona mossa che permette in qualche modo di ritirare l'alfiere in A2. Inoltre anche ostacola un po' l'avanzata di questo pedone e le entrate di cavallo ed alfiere. Oppure un'altra mossa molto buona è cavallo C3. Sicuramente mosse come D3 sarebbero un po' passive per questo tipo di partita. La prima mossa consigliata è proprio pedone A3, ma sinceramente io dubito che un bianco che si trova in queste condizioni a questo punto gioca pedone 3. Io credo che gioca più tranquillamente una mossa come arrocco, che infatti andiamo ad analizzare subito senza perdere troppo tempo. Ok, ora il bianco arroccato sembra che stia molto bene, ha già sviluppato il cavallo, ha già sviluppato l'alfiere campo chiaro, ha arroccato. Ora ha tutto il tempo per posizionare torre in E1, spingere il pedone di 2 di 4, insomma, e avere così un grande controllo sul centro. Questa mossa che ora segue del nero è veramente incredibile. Che cosa faresti tu? Probabilmente giocheresti, non so, cavallo F6, alfiere C5, mosse del genere, ma qui segue un'altra mossa che va contro ogni tipo di principio, ovvero il principio dell'apertura, che dice di non muovere in apertura lo stesso pezzo perché ce ne sono tanti altri da sviluppare. Cavallo A7. Inoltre il cavallo va in una posizione scomodissima. Ovviamente ora il cavallo minaccia questo alfiere e il bianco deve stare molto attento su dove mette questo alfiere. Se cerca di continuare le mosse della spagnola, cosa che può succedere in una partita veloce, il bianco lo mette in A4. A questo punto il bianco perde un alfiere, perché B5, alfiere B3
A4 e l'alfiere è intrappolato. Se per esempio alfiere D5 segue C6, e hanno visto che qualsiasi tipo di sacrificio non porta a nulla, perché per esempio alfiere F7, tanto per non perderlo, re mangia F7, cavallo per E5 scacco, supponiamo che il re ritorna a casa, donna H5 scacco. A questo punto ci possiamo parare con G6 e vari tentativi di matto come donna F3 per poi andare a dare il mazzo su F7 non hanno grandi risultati con donna F6. Quindi ritorniamo alla posizione di prima. Ok, quindi l'alfiere non può ritirarsi in A4, deve per esempio ritirarsi in C4, ma qui avviene lo stesso gioco, B5 comunque, e ovviamente non si può andare qui, ovviamente non si può andare qui perché è una mossa che non ha senso e bloccherebbe la spinta di questo pedone, e si è costretti ad andare in E2. Qui si può subito direttamente andare in E2 senza far acquistare questo tempo al nero. Quindi, una volta giocato alfiere E2, segue D6, D4, alfiere G4, A4 per cercare di destabilizzare questi due pedoni, B4 spinta, C3 per creare pressione e allo stesso tempo consolidare il punto D4, alfiere 7, cercando uno sviluppo anche per l'arrocco, cavallo in B va in D2. In caso di cambio il cavallo prende il posto. B per C3, B per C3, E per C3 e C, scusa, E per D4 e C per D4. Il bianco ora sembra in una buona posizione, cavallo F6, H3, ritirata in D7, alfiere C4, arrocco. E questa è una partita interessante e tutta da giocare.